Cari amici, ben ritrovati. Sono contento quest'oggi di potervi presentare la terza edizione del progetto Identitas. Identitas mi è venuto in mente e l'ho pensato nel 2018 come un progetto culturale che avesse una sua continuità. Nel 2019 infatti si è svolto presso il castello di Udine, nel giugno del 2019, la prima edizione del progetto Identitas, ovvero del convegno Identitas, che aveva come sottotitolo, come tema, Uguali ma diversi, con la presenza di diversi relatori anche dall'estero. Non dimentichiamo Alexander Dugin, filosofo russo, ma anche Diego Fusaro, Giulietto Chiesa e altri importanti relatori italiani dall'estero, Massimo Fini e altri di importante levatura. L'anno successivo, nel 2020, il tema del convegno Identitas fu fede e scienza, un dibattito che si era proposto di far dialogare rappresentanti del mondo della scienza, rappresentanti del mondo della religione per questo tema sempre attuale del rapporto fra le esigenze terrene e spirituali dell'uomo. Ecco, il convegno inizialmente era previsto al Palamostre di Udine, poi nel marzo del 2020, poi appunto tutti conosciamo il fatto che è successa la crisi sanitaria mondiale per via del Covid-19 e questo ha impedito la realizzazione fisica del convegno, ma non ha impedito comunque il convegno, perché mi sono recato fisicamente da molti relatori per intervistarli sui temi trattati. Dove non è stato fatto così, c'è stato un collegamento multimediale oppure dei contatti telefonici, e quindi è stato possibile realizzare, ed è stato tutto messo online, l'evento Identitas Fede e Scienza, che comunque ha coinvolto 20 relatori da 6 paesi del mondo differenti, con gli interventi di 4 premi Nobel, una lettera scritta dal Dalai Lama e firmata di suo pugno, che ha voluto inviarmi per dare il suo contributo in questo importante dibattito, gli auguri che sono arrivati dal Santo Padre, Papa Francesco, e quindi io sono contento se il tema è stato motivo di riflessione. Quest'oggi presentiamo sempre un progetto Identitas che ha come tema clima e globalizzazione. Come nelle edizioni precedenti, il mio modus operandi è quello di invitare alla riflessione e soprattutto di avere punti di vista differenti. Io penso che quando ci sono degli incontri fra punti di vista anche molto diversi, se non addirittura antitetici, può esserci un positivo scontro che possa far maturare delle domande, delle riflessioni. Oggi ci sono per lo più delle risposte preconfezionate e si accettano risposte preconfezionate, mentre lo scopo appunto della mia proposta è far dialogare le persone. Credo molto nel confronto, quindi sempre nella realizzazione di questo evento, laddove mi è stato possibile, chiaramente mi sono recato di persona dal relatore, e dove chiaramente non è stato possibile ho comunque contattato via telematica la persona. Come altre volte, la cosa di mio interesse è avere anche settori differenti, non solo opinioni differenti, ma proprio totalmente diversi anche i settori. Per esempio, su fede e scienza mi interessava anche il parere, per esempio, di Reinhold Messner, che è un alpinista, per come anche un alpinista può confrontarsi in un ambiente dove, per esempio, sia la scienza che una fede possono entrare nel campo dell'alpinismo estremo.
o della musica, come per esempio l'intervento di Angelo Branduardi ecco, anche questa volta a me interessava avere punti di vista differenti, pertanto è stata mia premura sentire l'opinione di un Pier Giorgio Di Freddi dal punto di vista della matematica, e poi Marcello Veneziani dal punto di vista della filosofia, ma soprattutto a me quando affronto un argomento preme vedere con i miei occhi l'argomento di cui stiamo parlando, per cui se stiamo parlando del ghiaccio e del problema di come il riscaldamento globale stia influenzando il ghiaccio, è ovvio che per avere un'idea autentica, genuina sull'argomento, lo dovevo vedere questo ghiaccio, quindi ho fatto uno stupendo viaggio al Polo Artico, alle isole Svalbard, dove ho potuto fare un reportage, fare dei documentari, un documentario che vedrete in questo incontro, che ha la particolarità quindi di avere una sua componente documentaristica. Quindi questo convegno Identitas, Clima e Globalizzazione è un convegno documentario in cui si potranno alternativamente ascoltare delle interviste a professori e non solo, si potranno vedere delle videoriprese effettuate direttamente sui mari del Polo Artico, e soprattutto questa esperienza che ho avuto al Polo mi è stata fondamentale per poter intervistare delle persone che lì lavorano e lì studiano, perché è chiaro che, come dicevo poc'anzi, un argomento va discusso e visto dalle persone che lo trattano quotidianamente, per cui per me era indispensabile, per fare la proposta che sto per farvi, andare a intervistare delle persone che lavorano lì, che quotidianamente hanno a che fare con il problema, perché è inutile andare in una città come Roma, come Milano, a intervistare una persona sul problema dei ghiacci quando non li ha mai visti o comunque che non c'ha a che fare. Per cui alle isole Svalbard ho avuto modo di contattare l'Istituto Polare Norvegese, ho avuto modo di contattare l'Università delle Svalbard, di fare delle interviste a un professore dell'Università delle Svalbard, un biologo marino, ma non solo. Vedrete anche degli interventi di diversi biologi da più nazionalità, ma anche di guide che lavorano lì in quei mari, e di persone proprio che lavorano sulla barca, affrontano tematiche come l'inquinamento delle acque, il problema delle balene. Affronteremo argomenti come il calo della fertilità delle foche, che comporta un effetto domino anche sugli orsi polari. Sciogliendosi i ghiacci si aprono nuove rotte commerciali che quindi comportano inquinamento, e insomma è un grande effetto domino che sembra di no, ma tocca la vita di tutti noi, perché è in base a questi grandi cambiamenti globali che cambiano anche le nostre vite. Fra gli interventi vedrete anche quello di Ivshu, che è un rappresentante della cultura Inuit della Groenlandia, che è un intervento dei più importanti e toccanti, perché proprio a causa di questi cambiamenti drastici la popolazione Inuit della Groenlandia sta pagando un durissimo prezzo da anni, questo perché vengono un po' privati della loro identità, vengono spostati, vengono forzati ad adattarsi alle esigenze della contemporaneità o ai modelli di consumo occidentali, quando per esempio le loro tradizioni sono secolari. E quindi fino a che punto, una delle domande di questo dibattito è fino a che punto le esigenze del mercato, le esigenze del consumo, che tendono sempre più a livellare
popoli e tradizioni, fino a che punto possono spingersi. Non solo le esigenze di mercato e di consumo, ma la scienza stessa, il commercio, fin dove possono arrivare, fino a quali limiti, perché chi ne paga il prezzo poi è l'uomo, con il suo senso dell'appartenenza sempre più debole, ma è anche la natura che soffre e paga. Le domande quindi è importante porle, il mio scopo, come ripeto, è proporre delle domande in un mondo in cui sempre meno persone si pongono delle domande e avere diversi punti di vista. Durante il documentario convegno sarà mio piacere intervallare con delle videoriprese dei ghiacci anche e con delle letture tratte dal reportage, dal diario che ho realizzato del viaggio alle isole Svalbard, polo artico, la verità del ghiaccio. È chiaro che fra i tanti punti di vista che si possono ascoltare c'è quello scientifico, c'è quello filosofico, quello tecnico. Ecco, è importante dire che il ghiaccio, secondo me, nel panorama di un'anima mundi, come la volevano gli antichi, ovvero sia che il mondo non sia un ammasso di terra e roccia, ma sia un'entità vivente che respira, che pensa, che ci culla. Ecco, in questa panoramica, diciamo, animistica della terra vivente, il ghiaccio è anzitutto un elemento simbolico, prima ancora che essere come direbbe lo scienziato così, un cumulo di acqua ghiacciata. Il ghiaccio è stato anche venerato in certe tradizioni. Come dire, i topos, per usare un termine greco, i luoghi spirituali o comunque dimore degli dei in molte mitologie erano cosparsi dai ghiacci. Nel ghiaccio l'uomo ha collocato una sede empirea da sempre, il mito del Nord, primo fra tutti, è stato uno fra questi, la Rupes nigra medievale, dove nel Polo Nord si collocava il centro dell'essere proprio, gli Iperborei, la terra a nord di Borea, i venti del nord, dove gli antichi collocavano la sede sempiterna del dio Apollo, dio della luce e della verità, e così via. Da che mondo è mondo, le tradizioni umane nel ghiaccio hanno associato qualche cosa di compatto, di quasi un sinonimo di eternità che fissa in delle forme stabili qualcosa che altrimenti il divenire si porterebbe via e sgretolerebbe senza pietà. Quindi ci sono anche questi argomenti, oltre che una risposta tecnica, filosofica, c'è anche una risposta mitologica. Quindi se, come scrivevo anche nel reportage che ho fatto dal viaggio al Polo Nord, che è edito con Audax Editrice, Polo Artico, la verità del ghiaccio, c'è forse da dire anche che laddove il mondo è sempre più massificato, più sordo all'identità, cioè all'identitas, il ghiaccio si ritira, quasi che fosse direttamente proporzionale lo scioglimento dei ghiacci con l'avanzare della menzogna nel mondo. Ecco, quasi che, come dicevo poc'anzi, la verità del ghiaccio, quasi che il ghiaccio fosse una dimora della verità, un simbolo di una verità ancestrale. Grazie ancora, chi volesse sostenermi sappia che l'intero evento è stato realizzato da me medesimo, senza aiuti, senza organizzazioni, con mezzi modesti. Io ho una piccola attività, scrivo libri, non ho grandi sponsor, purtroppo a causa delle restrizioni dovute sia alla pandemia non è stato possibile realizzare fisicamente l'evento, nemmeno avere delle location o dei contributi comunali, e quindi, pur di non venir meno comunque alla mia esigenza di proporre delle domande, l'ho realizzato comunque con mezzi molto modesti. Se qualcuno mi volesse aiutare può comprare questo libro
se lo desidera, o comunque sostenere la mia attività facendo un contributo o una donazione, o comunque acquistando qualche libro dal mio catalogo. Questo è molto importante, considerando che i retroscena del lavoro sono stati, insomma, l'aiuto degli amici, qualche mezzo di fortuna, tanti sacrifici, tanta passione, quindi, ma dovevo farlo perché lo sentivo come un'esigenza morale molto profonda. Chi volesse aiutarmi, ripeto, mi dia una mano, perché così si potrà realizzare forse un'altra edizione di questo evento. Grazie a tutti e buona visione ancora.